Il voto del Consiglio regionale arriverà il 31 gennaio, ma i referendari sono certi. La quinta consultazione per separare Venezia da Mestre si farà. I voti del parlamentino di Ferro Fini ci sono, la strada è in discesa. Venezia merita questo, merita di avere un sindaco anche metropolitano eletto da tutta la provincia di Venezia e non un sindaco, che deve essere per forza il sindaco di Venezia, e ci porterà a chiedere anche lo statuto speciale per Venezia. Primo posto, referendum. Secondo posto, legge speciale per Venezia. A opporsi, oltre al sindaco Brugnaro, il Partito Democratico. Il referendum è uno strumento sacrosanto che va salvaguardato per il diritto dei cittadini ad usarlo. Non possiamo permetterci di prenderli in giro approvando uno strumento sbagliato. Un grande giorno per i referendari che colgono l'occasione per lanciare una frecciatina a Brugnaro, sindaco di Terraferma. È un grande giorno sia per Venezia e Mestre, sia perché un'allegra comitiva di mestrini è a Parigi oggi a parlare di risolvere i problemi di Venezia. Straordinario, insomma, una contraddizione in termini. Election day in pectore per questa consultazione e referendum sull'autonomia del Veneto. Per ora tutto rinviato di una settimana esatta.